Dopo la pausa invernale si ritorna in campo, ritorna il grande spettacolo targato Wii Sport. Ben trovati amici sportivi, ci troviamo al comunale di Calatabbiano per seguire la sfida valevole per la 12ª giornata del campionato di prima categoria siciliana. Per il girone E si affrontano Città di Calatabbiano e Atletico Messina, la seconda forza di questo campionato contro la terza, i padroni di casa che devono rifarsi dopo la sconfitta subita nell'ultimo turno per 5-0 contro il Valdinisi. L'Atletico Messina, che invece viene dal pareggio interno per 1-1 sul Saponara, si schierano con un 4-3-3 a specchio le due formazioni. Un occhio attento sull'Atletico Messina, che si schiera con Fiorito tra i pali, difesa a 4 formata da Gulletta e Lo Nostro sulle fasce, con Marchese e Bonsignore centrali, linea di centrocampo con in regia Capitan Bonanno, ai suoi lati Calapai e Nicocia, tridente d'attacco con Pagliaro punta centrale, ai suoi lati Libro e De Tommasi. Con le immagini passiamo al fin della sfida, che si apre con un'occasione per la formazione biancazzurra dopo solo 3 minuti sul cronometro del direttore di gara, e Nicocia a conquistare e a provare a sfruttare un calcio di punizione con il pallone scodellato sul secondo palo, dove c'è ben appostato Marchese, che da 2 passi però non riesce a centrare lo specchio della porta e manda alle stelle. Dopo 20 minuti di noia è ancora l'Atletico Messina a provare a farsi vedere in avanti, qui con Nicocia che prova a calciare col sinistro, debole però non ha problemi l'estremo difensore di Casa Vecchio a far sua la sfera. Si gioca in condizioni climatiche davvero pessime, tanto freddo e tanta pioggia che non aiutano certo nello spettacolo, e ancora l'Atletico Messina nel frattempo a provarci in avanti. Questa volta è stato Giuliano Calapai a provare a calciare col destro per impensierire l'estremo difensore di Casa, che però ancora una volta è risultato attento. Ancora Vecchio che qui deve immolarsi in uscita su De Tommasi per evitare al numero 8 di arrivare su questo pallone e ritrovarsi lo specchio della porta completamente libero. L'Atletico Messina, che però è partita decisamente meglio, continua a spingere in avanti, qui ancora dall'out di destra ha un'occasione Libro, ancora una volta però devono fare i conti con l'estremo difensore di Casa. Poi l'azione prosegue e c'è una clamorosa occasione per Capitan Bonanno, che da 2 passi non riesce però a trovare il gol dell'1-0 e spedisce alto. Non se l'aspettava forse il numero 10 della formazione dell'Atletico Messina, che ha avuto quindi sul finale della prima frazione di gioco una grandissima occasione per trovare il vantaggio. Arriva il duplice fischio da parte del direttore di gara, che manda le squadre in riposo sul parziale di 0-0. Nonostante la mole di occasioni conquistate dall'Atletico Messina, la trama del secondo tempo sembra essere la stessa del primo, con la formazione ospite in avanti. Qui ha qualcosa da recriminare all'indirizzo del direttore di gara dell'Atletico Messina per un presunto tocco di braccio da parte di Caltabiano sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Dal nostro rallenti sembra esserci, ma non è dello stesso avviso il direttore di gara. Nel frattempo, alla prima occasione utile, la formazione di Casa trova il gol del vantaggio. La nostra visione viene oscurata da un ombrello, è stato Trefiletti a trovare il gol dell'1-0, quindi Atletico Messina sotto, nonostante le tante occasioni collezionate dalla formazione ospite, che continuano a spingere in avanti e ne avranno un'altra altrettanto clamorosa, ancora con Raffaele Marchese, che da 2 passi si ritrova il pallone, calcia potentissimo, palla che si infrange clamorosamente sulla traversa, con l'estremo difensore di Casa battuto. Poteva solo guardare, sfortunatissimo l'Atletico Messina, che però non si arrende e continua a spingere in avanti. Qui ancora Pagliaro che ci prova, difende il pallone e poi lo calcia col sinistro, tentativo che però si spegne sull'esterno della rete. Al 22esimo minuto del secondo tempo gli sforzi dell'Atletico Messina potrebbero essere ricompensati, perché arriva il calcio di rigore per la formazione ospite. Capitan Bonanno viene abbattuto così in area di rigore, non ci sono dubbi per il direttore di gara, che concede la massima punizione all'Atletico. Sarà Mirko Pagliaro a incaricarsi della battuta di questo calcio di rigore. La rincorsa del numero 9 che spiazza completamente Vecchio e trova così il gol dell'1-1. Siamo al 24esimo minuto del secondo tempo, l'Atletico Messina ritrova il pareggio, la firma di Mirko Pagliaro che realizza il calcio di rigore. E 1-1 adesso con l'Atletico Messina, che meritava, sicuramente non meritava la sconfitta, meritava il pareggio, forse merita qualcosa in più. Dall'altro lato però adesso è la formazione di Casa che prova a rendersi pericolose dalle parti di Fiorito, che non ha dovuto intervenire tanto quest'oggi. Primo cambio per la formazione dell'Atletico Messina, con Momò che prenderà il posto di De Tommasi. Ancora la formazione ospite che prova a farsi vedere in avanti, approfittando anche degli errori in fase di impostazione del Città di Calatabbiano. Ancora Pagliaro che avrebbe l'occasione per trovare il vantaggio, scivola però il numero 9 al momento del tiro, che quindi risulta debole. Ancora il numero 9 ad avere però l'occasione poco dopo per trovare il gol del 2-1. Questa volta sciupa tutto il numero 9, che calcia centrale tra le braccia di Vecchio. Entra in campo anche Cucinotta, forse per provare a sfruttare questo calcio d'angolo, che Capitan Bonanno però cerca di spedire direttamente in porta per trovare l'Eurogol di giornata. Si fa ancora più dura la situazione per l'Atletico Messina, perché nel frattempo Raffaele Marchese riceve il secondo cartellino giallo da parte del direttore di gara e quindi dovrà abbandonare anzitempo la sfida. Atletico Messina che quindi dovrà terminare la gara in inferiorità numerica. Nel frattempo entra anche Sfameni, che prenderà il posto di Pagliaro. Le ultime occasioni
occasioni di questa sfida come preventivabile saranno per i padroni di casa, che provano ad approfittare anche della superiorità numerica. L'ultima occasione della sfida sarà con Riccina, che prova ad avventarsi su questo pallone e a calciarlo, palla che però finisce alle stelle. Non succederà più nulla, soltanto il triplice fischio da parte del direttore di gara che pone fine all'ostilità. Finisce per 1-1 tra Città di Calatabbiano e Atletico Messina. E allora dalle nostre telecamere anche per questa settimana è tutto, un saluto e alla prossima.